Al via la riorganizzazione dell'attività sanitaria nel comune di Niscemi per fronteggiare l'emergenza causata dalla frana di questi giorni. A stabilirlo è l'assessore regionale alla salute col suo atto di indirizzo, Daniela Faraoni, che ha eseguito un sopralluogo nel centro del Nisseno inviato ai direttori generali delle ASP di Caltanissetta e Catania e alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta ed Enna. La nota dell'assessore stabilisce in particolare che le prestazioni a carattere di emergenza e urgenza ai pazienti siano trasferiti al presidio ospedaliero di Gravina di Caltagirone, distante 20 minuti. Una modifica che si è resa necessaria per superare le difficoltà nei collegamenti viari dovute soprattutto alla chiusura di 2 arterie di collegamento. Contestualmente sarà riattivata l'unità operativa semplice e dipartimentale di medicina dell'ospedale di Niscemi, alla quale saranno assegnati 2 nuovi dirigenti medici e sarà attivato un servizio di rianimazione attivo 24 ore al giorno per garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione evacuata e ospitata al momento. Nel centro di accoglienza Pio La Torre sarà assegnato un mezzo mobile al distretto sanitario di Niscemi, con a bordo un medico di continuità assistenziale, un infermiere operativo per 12 ore. Spazio infine anche all'assistenza psicologica nei confronti delle famiglie e del personale scolastico, ai quali sarà garantito un percorso di assistenza psicologica continuativa legato alla chiusura dei 3 istituti, con la conseguente concentrazione degli studenti in altri plessi presenti sul territorio.